Cari telespettatori, anzi carissime telespettatrici, perché tutto si incentra sulla situazione delle donne pensionate nella regione Veneto, ma poi possiamo vederlo anche esteso a livello nazionale. Non è una situazione rosea assolutamente, non ci sono neanche prospettive straordinarie con i provvedimenti che sono stati presi. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, luci e ombre, vedremo quali sono le luci e soprattutto quali sono le ombre, come si fa in qualche modo ad evitarle con anche delle strategie. Molti di voi ci hanno anche telefonato, ci hanno scritto, hanno chiesto informazioni. Noi quindi abbiamo come ogni settimana l'appuntamento con OSPI-CGIL del Veneto e ricordiamo che poi tutte le sedi provinciali sono disponibili per far chiarezza sulle perplessità, sui dubbi, sulla propria situazione pensionistica. È meglio sempre dare una controllata con tutti i documenti alla mano, difficilmente si risolve tutto telefonicamente perché le cose sono molto particolari, molto difficili anche da poter vagliare, però vale la pena di controllare. Capirete bene come sempre il perché. Con le nostre protagoniste odierne siamo comunque nel periodo della festa della donna e quindi è un po' anche la ricorrenza, la circostanza per puntare l'attenzione sulla situazione femminile e noi parleremo anche di appuntamenti che si svolgono proprio in questo periodo, però avranno un proseguo poi anche in futuro. Con Rosanna Bettella, che è tra l'altro il responsabile regionale del coordinamento donne dell'OSPI-CGIL del Veneto, sì. Grazie di essere qui con noi, e ben ritornata Maria Pistorello, tecnica espertissima. Buongiorno. Del coordinamento dipartimento della previdenza dell'OSPI-CGIL del Veneto, ben arrivata anche a lei. Grazie. Allora, ricorre in questo periodo tanto come ogni anno la festa della donna, ma anche se ricorre dobbiamo sempre dire che voi l'attenzione sulle donne la riponete sempre, perché neanche ne abbiamo parlato più tempo fa, non è una situazione delle migliori, no? Allora, intanto vorrei fare subito, non è una festa, ma è la giornata internazionale della donna, perché è una giornata di riflessione e di analisi e soprattutto ricorda, ha una storia molto lunga, insomma, questa giornata. La prima volta che è stata indetta è stato nel 1909 negli Stati Uniti. E non è una festa perché ci sono ancora tanti problemi sulla strada dell'emancipazione della donna e sulla parità di diritti. E se vediamo per quanto riguarda invece le donne anziane e pensionate, i problemi si amplificano, perché più si va avanti con l'età, più crescono le fragilità. E in più la generazione delle pensionate che abbiamo attualmente è ancora in gran parte quella generazione che non ha, come dire, ha partecipato poco al mercato del lavoro, quindi poche donne al lavoro salariato fuori di casa, ma moltissime invece casalinghe, con un lavoro di cura che sempre, se guardiamo indietro, era davvero pesantissimo, no? per certe categorie. Quindi abbiamo adesso una generazione di anziane pensionate che senz'altro vivono più a lungo, perché è un dato biologico, un dato di fatto, però questo allungamento della vita ha portato con sé anche molte malattie, molte cronicità, soprattutto delle donne. Diciamo sono fragilità in generale. Sì, sono fragilità in generale. Le fragilità hanno bisogno di un supporto, sì, ovviamente, senz'altro. Titolo. Senz'altro. Per cui poi, non avendo lavorato la gran parte, sono anche quelle che hanno il reddito da pensione più basso. È proprio una statistica, dalle statistiche e dai dati, insomma, poi, sì, dopo poi Maria dirà, presenterà meglio, no, con più dovizia di particolari. È evidente, salta all'occhio, insomma, no, immediatamente questa disparità. Perché? Perché comunque il lavoro di cura nel nostro paese non è considerato un lavoro, ma un dovere. E chissà perché un dovere delle donne, no? Per la maggior parte, perché ancora la parità di diritti e doveri non esiste e ancora abbiamo strutture familiari con una classica divisione, rigidità, divisione di ruoli, no? Per genere,
che non ha senso, che non ha che è più legata senso. appunto a una generazione, perché Certo. scattata una generazione sono cambiati tutti Certo. completamente i Sì, presupposti. qualcosa si sta cambiando, diciamo che la lunga strada si è avviata, ma no, comunque ancora ma se non ancora altro certe idee sul fatto che certi lavori sono appannaggio delle donne e non degli uomini, in certi strati sociali, in certi territori, in certe zone, continua ad esserci. E comunque soprattutto in capo a chi ormai ha acquisito una certa età, una certa esperienza, Appunto. quindi una Poi fetta c'è di sempre, con popolazione. l'allungamento della vita, poi vediamo un altro fenomeno, donne pensionate appena andate in pensione, che hanno il doppio lavoro di cura, sia verso i nipoti, se hanno figli e nipoti, per la cronica mancanza di servizi, no? Sempre nel nostro paese abbiamo un po' il primato rispetto a questo, e anche la cura dei genitori, perché appunto molto più anziani e magari non autosufficienti. Quindi veramente una donna che va in pensione, che è in pensione quando raggiunge, a parte che si fa anche fatica adesso con la famigerata legge Fornero ad andare in pensione, però quelle che ci sono riuscite e che hanno tra i 60 e i 70 anni, davvero per molte c'è il doppio lavoro di cura. È un peso davvero gravoso. Ecco, voi in modo particolare avete organizzato diversi momenti di incontro, di confronto proprio in questo periodo, poi alcuni si protrarranno nel tempo, arriveranno fino all'autunno, perché appunto deve essere un po' l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su certi temi, no? Sì, diciamo che i vari coordinamenti donne SPI, che sono presenti in tutte le province e in moltissime leghe, durante il mese di marzo, insomma in occasione appunto della giornata internazionale della donna, sono molto attivi e mettono in campo varissime proprio iniziative dalle più varie, da quelle più di carattere, non so, ludico, ricreativo, ma a quelle invece in cui si vuole fare una riflessione, un'analisi, anche soltanto l'andare a portare un segno di solidarietà alle donne che sono nelle case di riposo, no? Portando proprio il giorno dell'8 marzo la mimosa, che è il simbolo di questa giornata per il nostro paese, per l'Italia, oppure pranzi anche insieme, no? Come occasione di dibattito e di confronto su questi temi. E poi ci sono anche quest'anno, c'è il 70° anniversario del voto alle donne, quindi quest'anno poi è una data significativa e su questo tema in più province si faranno iniziative proprio per ricordare quel voto, perché insomma sono 60 anni che le donne votano nel nostro paese, no? Va assolutamente ricordato. Per esempio si continua a fare iniziative sulla medicina di genere, che già ci ha visto l'anno scorso fare una grande iniziativa regionale sul tema, perché anche qua le diversità fra i generi ci sono e anche la medicina dovrebbe adattarsi a questa diversità, perché le cure per la stessa malattia sono diverse se è una donna o se è un uomo, e anche l'approccio, la diagnosi può essere più difficile per una donna a trovare quella malattia, le cause facciamo solo l'esempio delle malattie cardiache. Le donne presentano sintomi diversi da quelle che presentano gli uomini, no? E quindi magari nell'uomo si riesce più facilmente a diagnosticare una malattia cardiaca, nella donna magari si pensa a qualcos'altro. E sono un po' di anni che mettiamo l'attenzione su questa tematica e lo facciamo anche in collaborazione con col coordinamento Donne SPI nazionale, e un po' in tutti i territori un'iniziativa, un dibattito, un incontro su questo tema lo si sta facendo.
perché sempre di più bisognerà proprio ragionare in quest'ottica, se si vuole che l'appropriatezza della cura e del percorso di cura sia il più efficace possibile. Assolutamente. Secondo lei si sta facendo abbastanza in generale per la situazione della donna? Qui parliamo di donne pensionate e che quindi dove emerge ormai si arrivano all'ultimo, per cui situazioni che diventano un po' più gravi di altre, ma si sta facendo abbastanza o no? Per sensibilizzare l'opinione pubblica a livello poi legislativo, di interventi? Ormai credo che si sia raggiunta da questo punto di vista la parità. La parità si è raggiunta, per esempio, verrà raggiunta entro breve tempo per quanto riguarda l'età pensionabile tra uomini e donne. Non si sta facendo nulla, nel senso che tutto quello che si fa non tiene conto della diversità di genere, né tantomeno di quanto si diceva poco fa. Quindi è già un risultato aver raggiunto la parità? No, la parità però è in negativo, nel senso che quando l'Europa ci richiamò alcuni anni fa alla parità, no, di requisiti per andare in pensione tra uomini e donne, cosa si fece? Anziché abbassare l'età degli uomini e eventualmente alzare un po' quella delle donne, si elevò bruscamente. Per le donne, per esempio, del pubblico impiego venne innalzata improvvisamente proprio l'età pensionabile portata alla pari di quella degli uomini. Rimane ancora qualche mese in meno per ottenere la pensione di vecchiaia per quanto riguarda le donne del lavoro privato, ma è una situazione che verrà, come posso dire, portata alla parità entro il 2018, e quindi insomma è una cosa transitoria. No, non si tiene conto di quella che è una diversità fondamentale. Noi spesse volte, non soltanto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ma durante le discussioni che ciclicamente facciamo all'interno della nostra organizzazione sindacale, portiamo proprio l'accento su una delle questioni che ricordava Rosanna poco fa, il lavoro di cura. Ora, lo sappiamo bene che nel nostro Paese la situazione dei servizi sociali è disastrosa. Pensiamo agli asili nido, per fare un esempio. Anni fa, quando si elevò bruscamente l'età pensionabile delle donne del pubblico impiego e la si equiparò a quella degli uomini, venne sancito proprio nel provvedimento che i soldi che sarebbero stati risparmiati in quell'operazione lì sarebbero poi stati usati per costruire asili nido e per dare possibilità alle donne delle giovani generazioni di poter contare su un servizio assolutamente indispensabile per una donna che voglia lavorare. Non si è fatto nulla, siamo un paese con il più basso rapporto di asili nido rispetto ai bambini che ci sono. Poi ci stupiamo, no? Perché bambini che ci sono, per i pochi, brava, stavo proprio dicendo questo, poi ci stupiamo quando escono i rapporti dell'Istat che ci dicono che in Italia nascono pochissimi bambini, ma se una donna, una coppia che ha un bambino non può contare sull'aiuto dei propri genitori, certamente non può nemmeno la donna permettersi di continuare a lavorare dopo la maternità, e i dati ci dicono che sono tantissime le donne che dopo la nascita del primo figlio lasciano il lavoro. Continuano ad esserci tante. Continuano ad oggi ad essercene moltissime. Continuano anche le differenziazioni per quanto riguarda lo stipendio delle donne rispetto agli uomini. Intanto le donne si possono permettere meno di fare lavoro magari straordinario, di assumere incarichi che le porterebbero ad essere più presente, non so, andare in trasferta, eccetera, perché devono pensare anche ai bambini, alla famiglia che hanno a casa. Attualmente le statistiche ci dicono che
tra uomo e donna che hanno un lavoro a tempo pieno, insomma non part-time, vi è una differenza di stipendio a parità di mansioni anche del 30% tra l'una e l'altra. Adesso, poi pensiamo invece alle donne che sono le pensionate di adesso, quindi quelle donne che magari adesso hanno la pensione di reversibilità, e dopo ne parlerò di questo proprio anche alla luce di quello che abbiamo sentito, no, nei giorni scorsi. Ma se la regia può gentilmente mettere la diapositiva pensionati in Veneto, volevo proprio far vedere qual è la situazione delle pensionate di adesso rispetto al reddito, e vediamo proprio che fino a 1.000 euro hanno la pensione fino a 1.000 euro, eccola qui, più del 50% delle pensionate, rispetto invece agli uomini che hanno il 23% di pensione. Sono le prime due righe. Vedete, in rosso ci sono gli uomini, ecco, con le tabelle di reddito. Scusate, in rosso ci sono le donne, esatto. Allora, pensione fino a 500 euro, vedete, il 6,8% sono uomini e il 10%, il 10,4% le donne. Quindi. Poi se andiamo da 500 a 1000 euro, che è la seconda riga, che è la più insomma evidente, no? Quella che evidenzia di più la disparità su questi redditi molto bassi, vediamo che gli uomini sono il 16,5% rispetto alle donne che sono il 40,5%. Se sommiamo poi queste prime due righe, come dicevo prima, oltre il 60%, perché è il 59% delle donne, il 59%, il 60% delle donne hanno una pensione sotto i 1.000 euro. Ecco, e poi questi diciamo sempre cifre lorde, vero? Perché noi stiamo parlando di brava, ha fatto bene a ricordarmelo. Sto parlando di pensione lorda di 1.000 euro al mese, quindi quando non è quello il netto percepito, parliamo sempre di volta c'è questo piccolo problema. Ecco, 500 euro sono nette perché non c'è tassazione a quel livello, però i 1.000 euro parliamo di pensione lorda di 1.000 euro. E poi voglio far notare della tabella di prima un'altra cosa, che invece se andiamo sulle ultime righe, quelle delle pensioni alte, andiamo nella riga oltre 2.500 euro, che è quella subito prima del totale, vediamo che mentre ci sono 87.000 erotti pensionati maschi che hanno oltre 2.500 euro di pensione, ne abbiamo solo 25.000, cioè il 3,9% del totale rispetto al 14% degli uomini, insomma delle donne. Quindi come vediamo, insomma, abbiamo proprio questo ci ricalca quella che è stata la situazione nel passato. Le donne, lo sappiamo, una volta si dedicavano principalmente al lavoro di cura, quando lavoravano per breve tempo, proprio perché magari riuscivano ad accumulare il numero di anni necessario poi per avere in vecchiaia una pensione che poi in vecchiaia si sono godute molto più tardi di quello che era previsto quando loro lavoravano, perché proprio per l'innalzamento dell'età pensionabile che dicevo, e questo è il risultato. Lei mi chiedeva prima se il legislatore tiene conto di queste diversità. No, non ne tiene conto. Credo che il governo sia contentissimo di questa situazione, perché le donne durando più a lungo, essendo più degli uomini, fanno sborsare meno soldi. Se la vediamo da questo punto di vista, sono numeri innegabile, molto eloquenti questi, assolutamente, quindi il problema resta, una volta tolto il problema della reversibilità, diciamo che il governo è a cavallo, perché credo che il risparmio di spesa sia anche rilevante, no? Sì, appunto, è rilevante, sì, se lo vediamo da questo punto di vista sì, ma anche perché la reversibilità poi, perché qui dentro nella statistica che abbiamo visto prima ci sono anche i dati delle pensioni di reversibilità. Come dato, dopo ne parlerò magari più diffusamente, ma quando una donna o un uomo, ma sappiamo che la stragrande maggioranza delle pensioni di reversibilità sono date a vedove, quando una donna resta vedova la reversibilità che le spetta è il 60% di quello che prendeva il marito, quindi le viene tagliata subito di un 40%, quindi non le spetta intera, perché in questi giorni ho sentito dire tante cose, ma l'informazione
l'informazione insomma esatta, è giusto che arrivi. Subito le viene tolto un bel 40% e le rimane, se il marito, per fare un esempio, aveva 1.000 euro di pensione, alla vedova o al vedovo, perché insomma spettano 600 euro lordi di pensione. Chiarissimo. In assenza di altri redditi, perché poi se no viene tagliata. Ecco, ancora. Esattamente, dopo lo diremo meglio anche questa cosa. Che cosa qua, dice anche lei relativamente a questa situazione? Sì, ma infatti rispecchia esattamente, no, quello che dicevamo anche prima. Di quelle pensioni poi delle donne, molte sono pensioni di reversibilità, perché proprio il rapporto è incredibile, no? Cioè vuol dire che, per capire bene, nello schemino per esempio è scritto fino a 1.000 euro ipotizziamo di pensione, in quei 1.000 euro è compresa la reversibilità. Certo, potrebbe essere una pensione da lavoro come una pensione di reversibilità. O come non è che dopo quello dobbiamo ancora valutare? No, è tutto compreso allora, là dentro. Sì, ma anche quel 3%. Quindi potrebbe essere più basso, insomma. Il 3% finale di quelle pensioni altissime potrebbero essere solo pensioni di reversibilità, quelle. È ovvio che, perché è molto difficile trovare delle donne che hanno avuto stipendi da manager, visto che le donne non arrivano a fare, o con molta difficoltà a fare, i manager, o se anche lo fanno comunque hanno una retribuzione più bassa. Ma quelle secondo me per la gran parte sono vedove di manager, per cui hanno delle pensioni, pur essendo tagliate del 40%, comunque no, è una bella pensione. Assolutamente. Allora torniamo su questi temi tra poco dopo la pubblicità.